Scatman's World. Bene ragazzi, sono il commendatore veneziano Fioi, inizia il campionato di Serie B al Pierluigi Penzo, Venezia Cittadella, subito derby. Partiamo con la squadra praticamente dell'anno scorso, con in più Plezzari in porta, Marchizza e Ilemark. Andiamo raga. Speriamo di fare un buon debutto al Pierluigino Penzo. L'obiettivo chiaramente è arrivare almeno ai playoff. Non conto di vincere il campionato perché la vedo dura. Sarebbe bello arrivare anche terzi con un vantaggio superiore da non fare i playoff. Però comunque, ripeto, la vedo una cosa abbastanza impossibile. Abbiamo una buona squadra, bei giovani, però non siamo ancora, insomma, siamo appena arrivati, siamo una neopromossa. Vedremo. Vai. No, commentiamo. Andiamo. In bocca al lupo ragazzi, cominciamo col controllo. E intanto il Pierluigi Penzo me lo godo, guardatelo. È già un po' con più gente. Perfetto, vai raga. Le migliorie allo stadio si vedono. Vai ragazzi, Melegoni, Pippo Melegoni. Vai Edra, Piantina, Piantina, Piantina. Vuole dimostrare tanto Piantina in questa B. Nel campionato cadetto. Tanto il Teramo in vantaggio contro il Vicenza. La prima partita, insomma, sarà un po' dura, la tensione è altissima. Il Venezia da tanti anni che non è in Serie B. Attenzione Strizzolo, Paolucci. Occhio ragazzi, occhio. Vediamo anche Cutrone perché in C ha fatto cose in Lega Pro devastanti. Vediamolo in un campionato difficilissimo come la Serie B. Vai Melegoni. Vai Cutrone. E Cutrone se ne va. Cutrone la vuole timbrare subito. Parata su Cutrone. Porca puttana, Capone. Vai al Capone. Perde palla. Ma il Venezia c'è. Il Venezia dimostra di esserci molto bene. Dai però ragazzuoli, vogliamo il primo gol stagionale. Bianchi, Hilemark, Pippo Melegoni. Dai Pippo. Pippo Melegoni fa un buon... la palla perde male, Paolucci recupera. Brutterone a centrocampo di Pippo. Occhio, boom, fuori di poco. Però c'è gente allo stadio e questo è bello. Ho riportato i tifosi al Sant'Elena. Vai Edera, Piantina. Alfonso para. Però si è visto poco. Ilemark che teoricamente essere la stella della squadra, dai. Eccolo qua finalmente Hilemark per Melegoni. Per Piantina. Melegoni a quadro. Vai Piantina. Dai cazzo. Piantina, Cutrone, boom, Alfonso, che parata ancora, oh. Stiamo giocando bene ma non riusciamo a trovare la smarrita via del gol. Vai Melegoni, rimetti la brava quadro, stiamo giocando bene adesso. E qua c'è un brutto errore ma recupera ancora Bianchi. Niente, finisce l'azione. Un buon primo tempo comunque. Ancora Melegoni. Ancora Venezia, signori. Siamo al 41esimo, tantissime azioni fino alla Cutrone. Patrick è un po' solo. Piantina. Dai, Piantina fa tutto la Piantina. Capone entra in aria, il cap. Fuori di poco. Mamma mia, quanto stiamo sprecando. Stiamo sprecando tanto, ma finisce il primo tempo. Possiamo ancora vincere, proviamo ad attaccarli un po' di più. Dai Fioi. Ci sono tanti debuttanti, quindi è chiaro che la tensione è alta in questa categoria. Dai ragazzuoli.
Il Venezia scende 19, tanto il Palermo pareggia con Nicola Citro. Attenzione a Paolucci, hai al palo. Stiamo attenti, Palazzi. A quadro, attento. Mamma mia, se soffriamo adesso. Fuori. Non mi piace sto centrocampo, togliamo a quadro. Mettiamo Diakate. E mettiamo anche Cacia. Che è un bomber di razza in B. È un bomber di razza purissima. Ma la sua esperienza può aiutare. Cutrone chiaramente deve un attimo insomma ambientarsi nella categoria. Dai cazzo, proviamoci. Proviamo l'ultimo cambio, però c'è in vantaggio. Vediamo Capone, Stanchie, ma anche Ilemark è morto. Mettiamo Stulak. Ok. Cioè, diciamo che non ho tantissimi centrali, forse per il ruolo, però siamo al 77esimo. Dai, crediamoci. La possiamo portare a casa la vittoria. Mancano 5 minuti. Un bel primo tempo. Siamo molto calati nella ripresa. Però attenzione a Bianchi. No, la perde Bianchi. Bizzotto. Mamma Plizzarri. Bravo Pli. Sì, però non possiamo soffrire così. Gli ultimi minuti. Veramente l'ultimo secondo tempo male. Primo tempo bene. Se ancora che non ci siamo ancora come condizione. Allora. Occio. Va bene con pareggio come prima. Fa Morale un punto. Fallo di Garofalo. Quella zoccolona. Si fa fatica adesso. Sono tutti stanchi i miei cazzo. Dai, sarebbe bello all'ultimo secondo. Freghiamo la palla e andiamo in gol. Però onestamente è giusto il pareggio. Adesso lo rischiamo anche di prenderlo. Occhio dai Stiula che non la prende. Paolucci. Il Paolo. Palazzi. Aia. Ci sta andando. Calcio d'angolo. No, questa dopo non l'ho capita. Comunque. Vai Diakate. Diakate la butta su. Cacia ha fatto una buona sponda. Vai Piantina. Vai Melegoni. Erroraccio di Melegoni. Mamma mia. Niente, secondo tempo inguardabile dei nostri. Secondo tempo veramente inguardabile. Fare fuori gioco di Bizzotto. Stulak, Melegoni. Cutrone, Capone ci prova, scusate, Capone. Vai al Stulak. Diakate. Vogliamo il colpo gobbo. Piantina! Fuori gioco. Offside. Sta per finire una partita veramente brutta. Anche se il primo tempo era positivo. Attenzione, bravo. Finisce qua una partita alla fine collosa. 0-0, vabbè. Ma non ne dico niente che è meglio. Cominciamo un po' così. Ragazzi, dopo il pareggio si va a Pisa, all'Arena Garibaldi. Fofana purtroppo con la nazionale, anche Carlos Badal. Questo porco, eccolo qua, difensore senza fronzoli. Preso in prestito e vabbè, quindi così. La squadra insomma un po' non ha ancora una condizione devastante comunque, anche se in realtà insomma, i parametri mi suggeriscono il contrario. Vediamo se riusciamo a portare a casa la prima vittoria stagionale. Certo in quel di Pisa non è semplice, ma noi ci proviamo.
il come ci prova il come. Diciamo che la partita con la Cittadella è stata strana perché buon primo tempo, poi invece purtroppo nel secondo tempo siamo calati tantissimo. Ok, andiamo sempre con controllo, momento contropiede. Serena e Veneziano si salutano, comincia la partita signori. Vediamo cosa combiniamo. Venezia aperto con un punticino. Sarà un campionato veramente duro, io vi avverto. Sarà dura, secondo me riandare subito in anno sarà semplice. Speravo di fare qualche acquisto in più, invece era praticamente impensabile. Anche se Tacopina ha detto che vuole finanziare il Venezia con un po' di soldini, melegoni. Cutrone, piantina. Mamma Capone. Brutto errore di Capone. Dai che vogliamo sto fottutissimo primo gol. Incoraggiamoli sti stronzi, dai. Non prendiamo in vantaggio contro l'Entella. Primo tempo che scorre via veloce purtroppo. Tanto vediamo c'è il debutto di Vittorini al posto di Fofana. Finisce un primo tempo un po' curioso. Sì, non mi è piaciuta. Capone è un po' demotivato. Allora, ciao Cap. E mettiamo Riccardo Orsolini. Ok. Vai. Dai Venezia, su, proviamo a giocare in offensiva. Mamma mia che inizio in salita. Dai, proviamoci. Due cambi per il Pisa. Già il terzo cambio. Proviamo a giocare a 2 punti allora. Togliamo a Quadro che è ancora ammonito. Porca troia. Oh. E mettiamo Cacia. Centravanti. Attacco. E poi proviamo Agi al posto di Piantina che... Vediamo cosa si combina qua il rumeno, il grande Agi. Altro diciamo prestito che però voglio tenere d'occhio perché può essere veramente valido. Vai Vittorini. Niente, perdiamo palla subito purtroppo. Bianchi la recupera. Agi di testa. Vittorini, Hilemark. Dai Agi. Pippo Melegoni. Cacia. Sbaglio di Cacia, quella puttana di tua mamma. Recuperiamo ancora noi, bravo Agi, però poi la riperde, incredibile. Larsson. Aia. Gol del Pisa, incredibile. Primo gol subito, gol del Piso. Mamma mia ragazzi, mamma che inizio balordo. Sarà durissimo sto campionato, eh. Ocio. Larsson. Di Tacchio. Gol del Pisa, incredibile doppietta di questo rincoglionito di Tuminello. Mamma mia, la classica imbarcata. 2 partite, 0 gol segnati. Ragazzi, la vedo molto molto dura, ma stiamo calmi, ma... Insomma, non è successo ancora nulla, dai fioi. 2 partite, 1 punto, vabbè, ok, male. Sconfitta pesantissima. Meritata. Però io ci credo. Ancora. Non partirà.
La partita finita, voglio parlare d'altro. Non parlo degli avversari, vaffanculo. Il Mark racconta della furia. Male ragazzi, sono molto molto deluso, però stiamo anche tranquilli perché magari abbiamo solo bisogno di carburare. Adesso vedo un po' di sistemare qualcosa. Raga, anche il Marchi nazionale, porca troia, mamma mia fioi. Che inizio curioso di stagione, porca troia. Un capone fuori forma, la mettiamo l'orso. Che scontento, bene. Ok. Cacia. Proviamo a mettere Cacia per Cutrone. Vediamo se può servire un po' l'esperienza del caccia. Piantina lo teniamo, vabbè. Andiamo ragazzi, il Marche nazionale, giusto, rincoglionito che non sono altro. Ok. È veramente un inizio difficile. Inizio difficile. Volevo mettere 2 punte, però non voglio subito cambiare modulo, anche perché ho 2 attaccanti, quindi forse il confermare in blocco tutti quelli della serie Lega Pro ho sbagliato, però cazzo, minimo di conoscenza era il minimo, insomma. Guarda che bello, tutte squadre con logo blu. Mi piace. Bene, il cume è andato, signori ufficiali. Partiamo subito offensivi contro il Pro Vercelli in casa. Voglio la vittoria, qua sono abbastanza categorico, sinceramente. Dai raga, svegliamoci. Dobbiamo sbloccarci, dobbiamo fare il primo gol secondo me. Moschin. Vai Piantina si invola, no non si invola purtroppo, anzi la riperde, ma che sbocio! Ma siamo tutta un'altra squadra in questo inizio, mamma mia! Mamma mia ragazzi, gol della Pro Vercelli. Signori, il Sant'Elena, il Pierluigi Penzo è veramente... Mostratemi un po' di grinta perché stiamo cacciando cagare. Mamma mia raga, mamma mia. One disaster. Ok. Raga, sveglia! Non pensavo proprio di essere messo così male, eh. A quadro. Melegoni. Diacate, Orsolini, Fioi, svegliamoci. Vai Ricca, vai. Vai Patrick, butta giusta porta. Dio. Il tipico Dio Pontatus. Non mi piace, non mi piace. Agi per Piantina. E mettiamo anche... Ah, ma... No, scusate. Stulak per Melegoni. Facciamo tutti i cambi sugli ultimi cambi, li rischiamo, ma... Cazzo, non possiamo segnare 3 partite e 0 gol, però. Dai Garo. E Diacate! Si sveglia il Venezia! 1-1, dai Fioi. Bravo Diaca, andiamo a vincerla adesso. Andiamo a vincerla. A quadro. Diacate. A quadro. Ancora per il DH, bella Cutrone. Vai Agi, buttala in mezzo. Orsolini! E il Cume azzecca il cambio. Sì. Grande Agi. Ci siamo svegliati finalmente. Vai Garo. Orsolini. Primo gol di Orsolini. DHT, Stiulak. Deve svegliarsi anche Cutrone però. Il Garo. Orso per Cutrone, per il DH, si mangia un gol fatto.
Dai ragazzuoli, mancano 12 minuti, portiamo a casa questa prima vittoria. Garofalo, secondo tempo siamo saliti, mi sono fatto sentire, la squadra almeno ha capito. Diakate, Orso, il Diaca, Stulak, Diakate, vai Cutrone! Patrick Cutrone! Primo gol in campionato, quarto stagionale per la tripletta in Coppa Italia. Attenzione Bagua, mamma mia che traversa. Non è che ci siamo svegliati quantomeno. Attenzione Agi, ha cambiato la partita Agi. Bravo di testa. Attenzione, no, non prendiamolo. Fuori. Marchizza deve un po' prendere le misure, Forse è meglio metter modulo. Altobelli. E Bagua. Ocio. Offside. Dai che arriva la prima vittoria in campionato, la terza. 4 punti in 3 partite, dai. Poteva andare meglio, ma anche peggio per come si era messa, Dai Stulak, bravissimo per il garo, ma finisce qua 3-1. Si comincia a carburare, Fioi. Prima vittoria in campionato. Ok, il Venezia fa un bel balzo in classifica. Un saluta estesi, eccellenti. Calciatore straordinario, perfetto. Vittorino è contento, perfetto. DHT, complimenti per l'ultima partita. Buono raga, sotto il comandante veneziano, questo Venezia è in ripresa. Ciao!